Buongiorno, Barbara Braghin, Empatico Giornali. Siamo qui in Mostra del Cinema di Venezia, 82esima edizione, spazio Regione del Veneto, dove ho il piacere di incontrare l'assessore regionale Valeria Mantovan, che è qui con un progetto molto importante. A lei il microfono che ci racconta di questa esperienza. Prego. Buongiorno Barbara e benvenuta. Oggi presentiamo 7 progetti, non uno, 7 progetti che hanno un unico filo conduttore che è lo sguardo dei giovani. Spesso i giovani interrogano i grandi temi della società moderna con uno sguardo che può sorprendere e che è sicuramente autentico, e attraverso questi 7 cortometraggi realizzati dai nostri studenti noi andremo ad affrontare un po' quelle che sono le tematiche che riguardano il settore giovanile un po' in tutte le sue sfaccettature. Assessore, abbiamo anche il piacere di avere qua diversi dirigenti scolastici. Sì, abbiamo i dirigenti scolastici, i professori, gli insegnanti di ben 7 istituti, naturalmente anche una rappresentanza dei ragazzi che ha lavorato alla realizzazione di questi cortometraggi, ma anche dei veri e propri professionisti e associazioni del cinema. Perfetto, questa comunque è una novità. Qui lo spazio della Regione del Veneto è sempre un luogo creativo, un fulcro di conferenze e di tante cose. L'assessore Mantovan è sempre molto impegnata. Sì, confermo, assolutamente sì. E quindi che dire, ma facciamo anche un complimento alla Mostra del Cinema, che è la più bella del mondo. Beh, è una vetrina d'arte cinematografica a livello internazionale, 82 anni di edizioni, quindi 82 anni di storia. È sicuramente un momento, punto di riferimento per l'intera nazione, non solo per il Veneto, e rappresenta anche un po' quella che può essere le eccellenze, una vetrina sulle eccellenze del nostro territorio, quindi assolutamente un'occasione da non perdere e aperta a tutti, ricordiamolo. Evviva il Veneto, evviva la Mostra del Cinema, 82esima edizione, l'Empatico Giornale Barbara Braghin e assessore regionale Valeria Mantovani. Ciao!